delle battle più attese, entrambe sono toscane come il loro coach, hanno due voci esplosive. Da un lato la potenza di Benedetta Giovagnini, contro di lei la forza dirompente di Federica Marinari. Che la battle abbia inizio. Però! Brave ragazze, brave, complimenti. Benedetta, Federica, coach Pelù, dovrai prendere una decisione molto importante. Sì, guarda, lasciami perdere, guarda. Ti lascio perdere infatti per qualche secondo. Perdere ancora per qualche minuto. E chiedo a Raffaella come ha vissuto questa interpretazione. Guarda, sembrava di stare all'Apollo Theater di New York, che tu sai che è il teatro dei neri, con la musica nera, che veramente non ha età, passa il tempo, ma questa è veramente una musica che ti stende, meravigliose, bravissime tutte e due. Devo chiederti, Piero, di prendere una decisione. Sia Federica che Benedetta già alle blind avevano fatto una bella figura e stasera hanno veramente spaccato ogni bene proprio. Chi scegli? Benedetta Giovagnini o Federica Marinari? Diciamo che siccome mi piacciono le voci un po' più grasse, un po' più piene, ma solo per quella ragione, allora scelgo Federica. Federica Marinari è la vincitrice di questa battle. Ti faccio i complimenti, vi faccio i complimenti perché è stata veramente una grande battle. Complimenti a Federica Marinari che proseguirà il suo percorso verso i knockout insieme al coach Pelù.